Ringrazio Sara, Alberto e Nicola perché questo è uno di quegli eventi che ha resistito anche la pandemia spostandosi su canali alternativi come le piattaforme digitali, ma ora quest'anno la 19ª edizione ritorna in presenza e quindi ci aspettiamo questa ondata di giovani, di divertimento, di arte, di cultura, di fumetti, di colori che invaderanno la città, e mi fa piacere ricordare che questo è uno di quegli eventi che porta in alto il nome della città di Treviso, perché girando da sindaco nelle varie città tutti riconoscono la qualità e la bellezza di questo festival e quindi riempie il cuore del sindaco di orgoglio, e quindi li ringrazio, invito tutti a partecipare, gli addetti ai lavori, quindi gli appassionati di fumetti e anche coloro come me che di fumetti magari ci capiscono poco, però incontrare gli artisti di persona ti apre un mondo che è davvero straordinario. Ringrazio appunto gli organizzatori, ringrazio l'esercito di volontari, mi hanno detto che quest'anno arriviamo a 128 giovanissimi volontari che si metteranno a disposizione per il festival e per la città di Treviso, e quindi ci aspetta davvero una grande festa all'insegna dei giovani, del divertimento, dell'arte, della cultura e dei colori, quindi non potevamo aspettarci nulla di meglio in un periodo che rischia di diventare grigio a causa delle bollette, della pandemia, delle zanzare, della guerra. A Treviso ci sarà davvero una bella parentesi all'insegna del divertimento. Quest'anno ritorniamo in città in grande stile, torneranno gli ospiti internazionali dal Belgio, dalla Germania, dalla Spagna, insieme a tutti gli ospiti nazionali che ormai ci conoscono e vengono a trovarci apposta per l'occasione. Avremo una nuovissima sede della Mostra Mercato in collezione Salce, una collaborazione della quale siamo veramente molto orgogliosi e speriamo prosegua anche per il futuro. E in Palazzo della Luce un'altra nuova sinergia, lì ci saranno i talk con tutti gli ospiti finalmente di nuovo in presenza in città, più i laboratori di talk di livello avanzato per i nostri ospiti, e ci saranno i laboratori per bambini in Brat e i laboratori per adolescenti al progetto Giovani di Treviso, quindi ne avremo per tutti i tipi di pubblico, ci sarà qualche cosa da fare. La grande speranza è che il pubblico ritorni come era il nostro amato pubblico pre-pandemia, per cui molto curioso, molto interessato e con tanta voglia di scoprire quello che noi vogliamo proporre alla città. Quindi la speranza è che davvero ci sia un ritorno in grande stile anche per quanto riguarda i numeri, ma sappiamo che sarà senz'altro così. Banca Prealpi San Biagio vuole essere proprio testimone di una vicinanza ai giovani, alle nuove generazioni e al tessuto culturale di questa città. Treviso sta diventando una vetrina importantissima in tantissimi settori sotto il profilo culturale, e anche si qualifica per questo festival che ormai ha un respiro internazionale. Noi come attori di questo territorio, parte integrante di questa comunità, sotto il profilo istituzionale, sotto il profilo economico, vogliamo essere presenti e anche riconosciuti per questo ruolo svolto. Abbiamo promosso insieme al Treviso Comic Book Festival, che accoglie sempre con grandissimo entusiasmo anche le nostre proposte, questo concorso di fumetti per giovani autori, giovanissimi dai 10 ai 14 anni. Il fumetto è dedicato insomma alla scrittura giovanile, e lo facciamo portando avanti il nostro testimonial che è Alex Dream, un fumetto che Banca Prealpi San Biagio edita ormai da 10 anni.